chiama? Manuel Ciacinova. Lei era qui nel momento in cui c'è stata l'esplosione? Sì, cosa sì. ha sentito? Erano circa le 11, ero al telefono in quel momento e ho sentito vibrare il pavimento come un martello pneumatico da sotto, quindi si sentiva una forte percussione nel pavimento e ho messo giù la telefonata, l'ho chiusa subito e siamo guardati tutti in corridoio, abbiamo preso il giubbotto, un telefono, due cose, siamo corsi giù al punto di ritrovo subito, non capivamo al momento, sembrava una specie di terremoto, è durato un pochino, insomma, per cui. E poi da lì siamo trovati qui al punto di ritrovo, però quando siamo scesi al punto di ritrovo abbiamo visto uscire l'operaio sopravvissuto da una nube di fumo e quindi da lì ci siamo spostati verso la strada e siamo rimasti qui ad aspettare, abbiamo chiamato subito i soccorsi, quindi in primis il 118 e poi da lì a cascata tutte le forze dell'ordine sono arrivate. Il collega che poi è uscito, non so, gridava, cosa... No, è uscito, secondo me è stato di shock, non ci ha detto che c'era il suo collega giù e che probabilmente era ferito gravemente, non c'era quasi nulla da fare, secondo lui. Ovviamente vedendo il fumo nessuno di noi si è rischiato di andare dentro a verificare, a controllare lo stato, per cui non potevamo fare altro che chiamare i soccorsi e attendere il prima possibile perché era troppo pericoloso, non sapendo che cosa fosse accaduto, perché poi ci ha parlato di un'esplosione di una bombola, ma in realtà non riuscivamo a capire cosa fosse questa bombola, di che cosa e se potesse esserci un'ulteriore esplosione a seguito, poi per cui di fatto siamo rimasti qui in strada per sicurezza nostra. Che tipo di lavori erano? Cioè che cosa stavano facendo, lei lo sa? No, di preciso no, da quello che ho capito era una ditta specializzata da parte della città metropolitana che hanno mandato qui per revisionare o controllare l'impianto antincendio, quello diciamo fisso, quello grande, insomma quello centralizzato, ecco, no? Per cui forse stavano facendo delle manutenzioni, ma noi non sapevamo, noi abbiamo le auto qui dietro nello stesso parcheggio. E quando siamo scesi abbiamo visto poi il furgone e abbiamo capito che c'era una qualche sorta di manutenzione in atto e che evidentemente qualcosa era andato male. Oh, perfetto. Okay. Grazie mille. Lei è responsabile amministrativo? Io sono responsabile della filiale di IESO di Filimpresa e Turismo Veneto.